2000 mi piace e scrivetemi qui sotto nei commenti che numero di maglia prenderà Lindstrom. Io voglio. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video e come avete visto dal titolo e dalla miniatura, oggi reagiremo alle mie. Veramente un mostro con la maglia del Napoli, giocatore dell'Eintracht Francoforte che come vedete c'ha un piedino tutt'altro che malvagio, è un classe 2000, quindi 23 anni per lui. Guardate qui che ruleta, voglio, mamma mia, ha fatto un male capo, qua tunnel, ha una tecnica sopraffina veramente molto forte. Dicevo, giocatore dell'Eintracht Francoforte che abbiamo tra l'altro anche sfidato quest'anno nella gara d'andata. Se non mi sbaglio la gara di ritorno non c'è stato proprio, non ha giocato. Nella gara d'andata tra l'altro venne anche sostituito, non volessi ricevere scimità, correggetemi se sbaglio. Guardate qui, mamma mia, che ha combinato. Allora, le migliori giocate, lo sapete, sono migliori giocate, non a caso fanno vedere, ma questo veramente è un mostro. Cioè, questo giovanissimo, nazionalità danese, tra l'altro nel giro appunto della nazionale danese, poi a buffi pallonetti sotto la porta, è un grande finalizzatore e c'ha un piedino, guardate qua questo dove l'ha messo sotto l'incrocio, maro che gol. Operazione, come vi dicevo, slegata tra l'altro da Irving Lozano, così ci tengono a dire tutti quanti. Irving Lozano che conosciamo la situazione, non fa parte del progetto tecnico di Rudi Garcia, ormai questo si è capito. Il PSV Eindhoven è tornato sulle sue tracce, bisogna capire se si riesce a sbloccare questa situazione. E che pallonetta, mamma mia, che pallonetta e che gol che sto vedendo con questo faville, cioè questo faville in pratica. Ho parlato di Lozano perché in teoria dovrebbe essere questa la sua posizione, quella di ala destra, comunque esterno a destra, ma alt, questo è il bello. Lui è effettivamente un centrocampista avanzato, però da quello che stiamo vedendo è un tuttofare. È un jolly d'attacco, parte c'ha questo destro che fa veramente paura, sa giocare con entrambi i piedi da come vedete, c'ha una tecnica importante, molto intelligente, molto veloce e rapido, come stiamo vedendo da tutte queste immagini, ma Giusa Pimmi, insomma, Lindstrom. E può giocare in qualsiasi ruolo dell'attacco, cioè a Rumiet questo diciamo ti fa la differenza, però quando fa queste rulete ma fasci pazzi, ma fasci pazzi, vedete? Cioè lui gioca su quella fascia là la maggior parte delle volte, però come vedete lo vedete pure a sinistra, quindi poi a destra, a sinistra, dietro la punta, comunque centrocampista in maniera un po' più importante, quindi offensiva. Potrebbe essere il colpo che non ti aspettavo. Non è un nome che non è stato fatto precedentemente nel mercato del Napoli, attenzione, perché il nome di Lindstrom comunque l'abbiamo letto in questo pazzo calciomercato del Napoli. Poi a proposito di calciomercato del Napoli, io sono molto curioso perché non è che ne abbiamo parlato tanto. Dopo diciamo che abbiamo visto sfumare Gabri Veiga, ne abbiamo parlato ben poco. Voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo calciomercato del Napoli? Se siete felici, se siete scontenti di come si è mossa la squadra campione d'Italia, perché la Mauritius fatemelo sapere perché sono abbastanza curioso. Allora, io non sono catastrofico, perché comunque dobbiamo partire dal fatto che abbiamo riscattato dei giocatori importanti come Simeone, e questo secondo me è l'anno della sua consacrazione. L'anno scorso già ha fatto paura, comunque Simeone ha un'età importante e maturo, capì? Da questo punto di vista, quindi vuole far vedere che è un mostro. Raspadori non da sottovalutare, sì, contro Sassuolo ha sbagliato di rigore, ha piato palo, ma non foot proprio, perché comunque questo, ve lo dico un'altra volta, sarà la sua annata. Sono estremamente convinto di questa cosa perché è fortissimo a livello tecnico, è pauroso, anche lui un jolly comunque lì davanti, o rimma a destra, o rimma a sinistra, o rimma centrale, dietro la punta, quindi anche lui importantissimo. Gollini a porta. Poi abbiamo comprato comunque un centrocampista, Caius, abbiamo comprato l'erede, dovrebbe essere di Kim. Per il momento comunque non stiamo ancora vedendo in campo a Nathan, però ci ammarrà un attimo pure a lui
i suoi tempi, deve anche un attimo ambientarsi. E soprattutto non dimentichiamo che abbiamo trattenuto Kvaratskhelia, che non era per niente scontato questa cosa, e Osimhen, e Osimhen. Ancora io sto guardando qua le clip nel frattempo, come le state guardando pure voi. Questo destro-sinistro fa paura. Lindstrom, che all'occorrenza potrebbe diventare anche Lindstronzo nel caso in cui dovesse errare in particolari situazioni. Mamma mia, altro destro, vedete, di destra e di sinistro. No, me la ci chiamate, di destro e di sinistro fa paura. Ma cosa che mi fa proprio arrabbiare a me è che lo puoi mettere ovunque. E questo è il bello di avere un jolly, cioè che effettivamente non ti manca mai un giocatore in attacco, perché lo può mettere a ruoto. Eccolo qui, ma poi questi tacchi che fa all'improvviso, qua altro gol di sinistro, fa paura veramente. Ma poi a livello fisico pure è importante, non so quanto è alto, però penso che sia abbastanza alto, 1,80 penso, sarà 1,80, 1,85, che è abbastanza alto. Ma poi io praticamente in attacco, questa cosa mi destabilizza e mi carica al tempo stesso. Qua questo altro gol, proprio questo fatto, che in pratica c'è l'esterno a destra, tipo mi immagino di Lorenzo, no? Che va sulla fascia, la mette dietro al rimorchio e lui di destro la insacca sempre sul secondo palo, cioè fateci caso, da queste migliori giocate la maggior parte dei gol che ci hanno fatto vedere è proprio di questa caratura, cioè guardate qua, guardate, mo lo stavo dicendo, cioè palla al rimorchio dietro e lui comunque o di destra o di sinistra, la maggior parte di destro, penso che il suo piede proprio ti fa gol. Poi a livello tecnico c'ha un qualcosa veramente di importante, poi è veloce, cioè non è che se andà lì, è veloce. Eccolo qua, proprio sulla corsia di destra, quindi eccolo qui ancora Lindstrom, la palla dentro, non arriva ad Osimhen per un millimetro. Eccolo qui ancora Lindstrom, il golasso di Jesper Lindstrom, me la chiama Lindstrom, agimisci. Eccolo qui ancora, qui in spaccata sulla sinistra, l'abbiamo visto Lindstrom, che prima di giocare all'Eintracht Francoforte, squadra nella quale penso sia arrivato, se ho studiato bene, nel 2021, giocava nel Brondi no Utelefen era a casa, quindi diciamo che la sua consacrazione, cioè Lindstrom proprio è diventata Lindstrom nell'Eintracht Francoforte. Ma che si segni per tutto parte, ma poi tutto manero, guardate qua che finta, molto rapido, molto agile e molto intelligente. Ora Lindstrom, caparbio, Lindstrom la mette dentro e non arriva il tapping vincente di Hangis. Eccolo, quella palla dentro per Lindstrom in spaccata, palo gol, fateci caso, ogni migliore giocata che andiamo a reagire di un nuovo giocatore del Napoli, pigliano sempre i pala, cioè possono essere pure difensore, pigliano i pala. È una cosa incredibile, ma perché ve l'ho detto, è proprio una parte non scritta dei contratti dei giocatori che vengono a Napoli, cioè se non piglio palo non può proprio firmare con Napoli. Eccolo qui ancora dentro, non godere questo fatto, cioè questo fatto di stare a rimorchio, e questa cosa è fondamentale, perché parecchi voti succede nel nostro Napoli, nel Napoli attuale, che mettono palla dietro, intanto sta venendo a fuoco diluvio, perché io sto registrando fuori, sto ancora in vacanza, voglio quando sto registrando questo video, sta venendo a fare il diluvio, non ci credo, ora mi faccio pure il bagno per registrare il video di Lindstrom. Non si sente più niente, penso. Comunque è una cosa fondamentale, una cosa importante, perché quante volte mettevamo palla dietro e nessuno a rimorchio a metteva invece questa è un'arma importante. Fatemi sapere la vostra nei commenti se vi piace Lindstrom, e quindi voglio lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. L'avete fatto? A posto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, è sempre solo Forza Napoli.